Buonasera, bentrovati, un'altra puntata di preview che arriva dopo la conquista del trofeo della Coppa Italia per il Catania, in una settimana certamente importante per i rossazzurri che si troveranno di fronte domenica la Virtus Francavilla per provare ad evitare i play-out. Parleremo di questo, ma parleremo anche di Messina e parleremo nella fase finale della nostra trasmissione anche di Serie D. Lo facciamo con i nostri ospiti in studio, intanto con Ezio Raciti. Ciao Ezio, buonasera. Ciao, grazie per l'invito, buonasera a tutti. Ben trovato anche nella nostra preview, sei stato già a diretta stadio? Sì. Vero, quest'anno appunto, ti manca solo corner per fare il trio. Ciao Gianluca Russo. Ciao, buonasera a voi e grazie dell'invito. Tu sei stato diretta stadio, questo sicuro, anche a te manca solo corner, mentre chi non manca niente di questa televisione è la nostra Naomi Moschitta. Ciao Naomi, buonasera. Grazie per l'invito, che bello essere parte delle vostre trasmissioni. Sembra quasi che fino a ieri stavamo facendo un'altra trasmissione sportiva. Ciao Marco, ciao a tutti gli ospiti e gli amici, le amiche a casa. Prima puntata di preview dopo la vittoria della Coppa Italia, siamo ancora sbigottiti, straunati, increduli e potete esprimere tutti i vostri sentimenti attraverso la nostra linea WhatsApp. Ne parleremo ovviamente dopo aver apprezzato certamente il tuo vestito, la tua misma, anche la mia cravatta che si abbina perfettamente alla trasmissione, come tutti hanno solo, ovviamente notato. Beh, è chiaro, questo sì. Torno da te invece Naomi per fare il punto della situazione per quanto riguarda invece il calendario e la classifica della Serie C a 4 giornate dalla fine. 35esima giornata di campionato che viene aperta dalla partita Foggia-Casertana il 5 aprile alle 20:45, il 6 aprile alle 16:15 c'è Sorrento-Latina, mentre alle 18:30 si gioca Giuliano-Monopoli e poi Taranto-Potenza. Il 7 aprile ore 14 c'è Messina-Monterosi, alle 18:30 Virtus Francavilla-Catania, alle 20:45 Crotone-Brindisi, poi Picerno-Cerignola, dopo ancora Turris e Avellino, mentre l'8 aprile alle 20:30 c'è Benevento-Juve Stabia. La classifica, immagino, presumo che tu voglia in questo momento far vedere i nostri amici a casa, ancora capolista Juve Stabia con 73 punti, seguita da Benevento 62, Avellino 60, Casertana 55, Picerno 54, Taranto 53, meno i 4 punti di penalizzazione, Giuliano 52, Latina 51, Crotone 48, Foggia 45, Cerignola 44, Sorrento 42, Potenza e Messina 41, Catania 39, Turris 36, Turris 37, Monopoli 36, Virtus Francavilla 30, Monterosi 28, Brindisi 18 punti, meno 4 punti di penalizzazione. E questa è la situazione dunque della classifica del campionato di Serie C, ma io vorrei fare un passo indietro alla Coppa Italia, lo faccio intanto con Ezio Raciti. È una conquista importante, Ezio, per il Catania, e qualcuno dice forse ad aprile sarà arrivata la svolta che permetterà poi ai rossazzurri di disputare degli ottimi playoff qualora ci arrivassero? Ma a volte delle partite lasciano dei segnali, a parte il trofeo importante che è stato vinto, però devo dire che sono stati degli episodi tutti favorevoli al Catania. Potrebbe essere appunto che magari adesso è arrivata la svolta che d'altronde merita la società, merita l'allenatore, meritano i giocatori, ma soprattutto merita il pubblico che quest'anno ha sofferto parecchio. Tu eri presente, mi sembra, la partita con il Giuliano, sì, di campionato. Hai visto un Catania radicalmente diverso rispetto alla partita con il Giuliano contro il Padova? Ma, devo dirti che era sulla falsariga, perché anche lì col Giuliano non sono andate le cose nel modo positivo, gli episodi sono stati negativi, mentre con il Padova gli episodi sono stati a loro favore, al nostro favore. Perciò devo dirti che secondo me si sta camminando verso la risoluzione dei problemi che ci sono stati fino adesso. Risoluzione dei problemi, Gianluca, noi lo analizzeremo fra poco anche con il tuo angolo tattico. Risoluzione dei problemi che ha portato anche a realizzare 4 gol. Ci sono stati comunque delle difficoltà, ci sono state le difficoltà, l'ha detto anche Zeoli oggi in conferenza stampa che sentiremo fra poco, però un Catania diverso, un Catania migliore. Sì, tutto lasciava presagire insomma una giornata funesta a livello sportivo, perché vieni da un periodo negativo, prendi gol subito nella partita più importante dell'anno, poi però c'è stata la svolta, poi sono riusciti a far girare palla nel modo giusto e fare comunque dei gol di ottima fattura.
quello che è importante vedere se adesso riescono, perché è chiaro che questa partita al di là del trofeo poi non ti può dare più niente se non una mentalità e una consapevolezza diversa nel modo di lavorare durante la settimana, quindi là adesso lo staff deve essere veramente bravo ad azzerare l'entusiasmo di questa partita, ma continuare sulla falsariga e cercare di far capire insomma alla squadra, che fra l'altro è una squadra fatta di comunque giocatori importanti, esperti, di livello veramente tosto, che c'è la possibilità di fare determinate cose, di lavorare su determinati concetti che poi sono quelli che poi ti portano dei punti e il Catania ne ha bisogno. Andremo a vedere proprio quella che sarà anche, che è la corsa salvezza, mentre stiamo vedendo le immagini con quel gol Ezio che diceva Gianluca, con il Catania che è andato subito sotto e sembrava veramente riprodursi quello che era stato nelle ultime partite, un Catania in difficoltà che regala un tempo all'avversario, invece poi è andato in un modo completamente diverso. Sì, devo dirti che io ho notato soprattutto per esempio a fine partita la complicità, gli scherzi tra i calciatori. Queste sono cose che legano i risultati venuti, come è venuto questo risultato, con sofferenza dopo un periodo brutto, da solo questo risultato potrebbe riuscire a legarli, perché poi ho visto una squadra che atleticamente ha retto bene, squadra che tiene campo, squadra che con le due punte centrali forse ha trovato la soluzione, perché è vero che nelle partite precedenti e nelle gestioni precedenti forse il problema principale del Catania è stato sempre quello di fare pochi gol. Dicevo all'inizio dell'anno, proprio ospite qua, che una squadra che vuole vincere il campionato deve fare almeno 70-80 gol. Siamo alla in un metà. Campionato siamo meno della metà. Sì, esattamente. C'è in proiezione alla metà. C'è qualcosa che devo dirti che adesso anche in fase offensiva riescono a riempire l'area con 4-5 uomini, cose che prima non facevano, perché magari poi la vittoria ti dà coraggio. Ti dà anche entusiasmo, ovviamente, per affrontare le cose. E affronti le cose in un modo positivo. Hai parlato di giocatori o di situazioni difficili, no? Ci sono stati dei giocatori come Marsura, come Costantino, che non hanno attraversato una stagione eccezionale. Costantino è arrivato dopo a Catania, ma ha sbagliato alcuni gol che sembravano già fatti. Marsura non si è integrato subito con la piazza, anche sotto certi punti di vista. Li abbiamo ascoltati proprio subito dopo la partita con il Padova, perché raccontassero anche un po' la loro stagione, anche dopo invece la grande soddisfazione della partita di Coppa. Sentiamoli. Rocco Costantino, il tuo gol ha deciso questa Coppa Italia, entri fra virgolette in tutti i sensi nella storia del Catania. Ma addio, adesso detta così è un po' tanto emozionante. No, io sono su una cosa, voglio dire qualcosa su me stesso, ma non per essere egoista. Ho sempre creduto nel lavoro io, è il lavoro che mi ha portato a giocare questa possibilità che per me è il Catania, no? Sono arrivato a gennaio, sono stato criticato tanto, non ho reso e non sto rendendo in campionato come io mi aspettavo. Però, insomma, dai, questa gioia penso un po' di meritarmela, ma insieme ai miei compagni. Dopo il mercato di gennaio sono contento di essere rimasto e anche dalle scorse partite mi sentivo che era cambiato qualcosa. Ho sempre avuto la fiducia dei miei compagni, del mister, e quindi secondo me non succede niente per caso. E se a volte siamo stati criticati un po' troppo, perché comunque l'impegno c'è sempre stato, cioè la voglia di provarci c'è sempre stata da parte di tutti. Credo che sta serata veramente rispecchi, si chiuda un po' il cerchio, un primo cerchio. Senti, si è detto che Marsura fosse uno di quelli che subiva un po' la pressione del Massimino, no? Avrai sentito anche tu questa voce. Ti chiedo innanzitutto se è un po' vero, magari, e quanto è maturato Marsura in questo anno. Allora, penso che quest'anno sia l'anno che mi ha fatto crescere più quest'anno che tutti gli altri 10 messi insieme. La pressione non è che, un po' inconsciamente, perché così non è che ti posso dire sì, la so. Inconsciamente sicuramente quando le cose non vanno bene, io sono stato uno dei giocatori presi per aiutare la squadra a vincere dopo tanti anni di Serie B, è normale che un po' di pressione in più la senti.
Normale sentire pressione, no? Ezio Citi, in uno stadio come il Massimino, io credo che la sentano anche le squadre avversarie ed è questo un dato di fatto che può essere sfruttato per i playoff. Giocatori come Marsura hanno posso detto... accettare la pressione che magari subiscono le squadre avversarie, ma chi gioca a Catania non può avere pressione, secondo me no. Se vieni scelto per far parte della rosa del Catania devi essere di uno spessore tale che puoi sopportare anche la pressione, perché poi alla fine è solo pressione positiva. I tifosi del Catania hanno dimostrato maturità, attaccamento, pazienza, perché hanno aspettato, stanno aspettando, hanno sempre la prossima partita, aspettiamo la prossima. Questo fa capire quando sono innamorati della squadra, perché non è vero che c'è pressione negativa, è solo pressione positiva. Perciò per me un calciatore che subisce la pressione in casa della propria tifoseria forse è un po' più debole rispetto ad altri. Io vado da Naomi per sentire se ci sono messaggi da parte dei nostri telespettatori. A te. Ovviamente ci sono, io partirei con questo messaggio, scrivono Marsura che segna, Costantino che ci fa vincere la Coppa, Bois che corre dietro la palla e non davanti. Non si sa come abbiamo vinto, ma so che ci vuole fortuna, magari Piffri, rinnovo. E questa è una verità della nostra esistenza. Io ancora mi sento dentro un sogno, scrivono. Non ci credo che abbiamo portato a casa questa Coppa. Per favore non svegliatemi, anche se pensandoci con mia moglie che è russa mi sarei svegliato da tempo, quindi forse abbiamo vinto davvero. Queste sono dinamiche domestiche e familiari nelle quali non mi sento di poter entrare. Poi che emozione vincere al 120esimo, forza Catania, il primo trofeo nella storia del Catania, ora testa alla salvezza. Massimo Cavallaro che poi completa il messaggio scrivendo e speriamo che non tappamo a testa in qualche goleada avversaria. Poi c'è chi ci rassicura, scrivono tranquilli, a Francavilla sarà vittoria. A Virtus. Vabbè, ci sta, è normale che sia così. Sei rimasta la moglie che è russa, ti sei fossilizzata su quell'immagine non certo bellissima. Sentiamo adesso invece che cosa dice Zeoli, che cosa ha detto Zeoli, che ha parlato oggi, 2 giorni prima della partita contro la Virtus Francavilla. Sentiamolo sul momento del Catania di passaggio appunto fra la vittoria della Coppa Italia e una partita così importante in campionato. Ma la Coppa comunque sia la preparazione della partita, non solo questa ma anche quelle precedenti, hanno qualcosa di diverso, perché comunque il giocatore non dico che entra in campo più spensierato, però un po' questa è stata il nostro percorso in Coppa Italia. Il campionato, i punti pesano, adesso cominciano a diventare importanti, le partite sono sempre meno. Siamo consapevoli che domenica è una partita che ci deve dare delle certezze e, ripeto, sulla falsariga di Torre del Greco, e dunque sulla falsariga di Torre del Greco l'approccio alla partita mi aspetto un altro tipo di partita. Una squadra che ha fatto in casa un ruolino di marcia importante nelle ultime 6 partite, non ha subito gol, ha fatto 12 punti e viene da una sconfitta in un derby, però è una squadra che è un po' in casa fa un tipo di partita e fuori casa forse ha avuto qualche problemino. Tutti i numeri che non possono essere confutati e la squadra ne è a conoscenza, dunque in questo momento dobbiamo recuperare energie soprattutto nervose. Ezio, recuperare energie nervose ci sta, perché insomma la squadra si è stancata parecchio andando fino al 120esimo, e poi un approccio che deve essere diverso rispetto a quello che si è visto a Torre del Greco. Questo ha detto Zeoli. Sì, credo che è il minimo che possa appunto augurarsi un approccio diverso e richiedere, infatti, perché lì è stata una brutta partita, finita male, non è possibile affrontare il Francavilla nello stesso modo, che è una squadra ostica, una squadra che secondo me non merita quella classifica, e queste sono partite difficili.
le partite che non si possono vincere, mi hanno sempre detto, bisogna non perderle. Ed è importante sotto questo punto di vista portare dei punti a casa. Quando sei coinvolto in una zona di classifica diciamo a rischio, Catania non è in una zona rossa, No. però è arancione. Esatto. Di conseguenza lì bisogna valutare il risultato, qualsiasi risultato, anche un pareggio, non giocare per il pareggio, ma dare credito anche ad un pareggio, dare forza, perché, No, anche perché bisogna fare muovere la siamo classifica. arrivati anche alla fine e del il Catania campionato della stagione ultimamente fuori regolare. casa ha fatto fatica. E la Virtus Francavilla in casa, l'ha In detto anche casa, Zeoli, nelle fa ultime 6 tantissimo, partite, fa molto bene. bravissimo. Perciò diciamo che non è una partita facile, l'approccio deve essere secondo me quello che è la linea, il filo conduttore del campionato di Serie C. Tanta agonismo, tanta corsa, molta concentrazione, squadra corsa, altissima intensità. Ecco, è quello che al Catania è mancato, devi in tolume lottare partite. quando sei giù. Poi se hai un valore tecnico, un tasso tecnico migliore, verrà fuori. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo e andiamo sempre più nel vivo della partita fra Virtus Francavilla e Catania, fra poco. Ben ritrovati, continuiamo a discutere anche nel fuori onda qui a Preview sulla partita che attenderà il Catania. Ne ha parlato anche Zeoli oggi in conferenza stampa, abbiamo sentito un primo stralcio poco fa, ne sentiamo un altro in cui si discute anche della preparazione che il Catania potrà andare ad affrontare in questo mese, visto che sono finiti i turni infrasettimanali. Sentiamo. A livello fisico abbiamo grossi margini di miglioramento, stiamo lavorando tanto col professor Petralia e lo stesso prof. Condividiamo un'idea importante, il fatto che l'allenamento a livello fisico, adesso abbiamo anche la fortuna di poter usufruire grazie alla ditta del Massimino anche dello stadio, dunque alternarci, così troviamo anche il Cibalino in buone condizioni. L'intensità degli allenamenti è più alta, nettamente più alta, bisogna far capire ai giocatori che la condizione va ricercata, cioè non subire l'allenamento, perché prima o poi aumentare l'intensità a livello individuale e di gruppo, però i dati ci dicono che stiamo migliorando, però in questo momento per la partita di domenica credo sia più importante recuperare le energie nervose. Per me è stato importante farli sentire importanti, perché, come ho detto prima, in questo momento non credo sia importante quante presenze o minutaggio uno deve fare e mettere da parte ogni forma di individualismo, anche perché, e di questo dobbiamo guardare la realtà, noi nel girone di ritorno abbiamo fatto 15 partite, 14 punti, dunque qualcosa andava cambiato. E forse in questo modulo qualcuno adesso credo venga penalizzato, però se in una rosa di tot giocatori trovano vantaggio la maggior parte, in quel momento loro devono dare la disponibilità. La disponibilità, forse qualcuno dice in questo modulo magari ha meno spazio, il riferimento è sembrato ad esempio a Chiricò. Naturalmente giocando 5-3-2 gli esterni, chi è un esterno d'attacco magari è penalizzato, ha trovato la soluzione con Peralta o con Cicirelli, magari li ha sistemati da un'altra parte, però una dichiarazione del genere, secondo me, se devi dare un messaggio a un giocatore lo chiami nello spogliatoio e ci parli. Probabilmente gli ha parlato. Probabilmente sarebbe... Non so, io stiamo supponendo che sia Chiricò, perché poi nella No, io non conferenza so se stampa è Chiricò, però non è stato dico, chiesto. Secondo me bisogna andare diretto al problema col giocatore, con la squadra, e poi sono cose che rimangono nello spogliatoio.
Come bisogna andare diretti in questa corsa salvezza? Vediamo la grafica che ci riporta l'ultima parte della classifica del campionato di Serie C, con questa corsa in cui è impegnato il Catania, più ovviamente del Messina, del Potenza e del Sorrento che vedete là davanti, anche se con un distacco non certo significativo, e poi destini che si incrociano. Lo ricordiamo che il Messina giocherà col Monterosi la prossima partita di campionato. Ricordiamo anche che il distacco in classifica tra penultima e quintultima, se è superiore agli 8 punti, non si giocano i play-out fra quelle due squadre. Stesso discorso vale per terzultima e quartultima, per cui questo è un dato che diamo, anche perché sono uscite tante cose negli ultimi periodi superiore o uguale agli 8 punti. No, deve essere superiore agli 8 punti, questo è il regolamento. Almeno 9. Esatto. La domanda che vi faccio è, partendo da Gianluca, è chiaro che questa diventa una partita con la Virtus Francavilla fondamentale, perché se possiamo rivedere quella grafica, la Virtus Francavilla è lì a 30 punti, batterla significa lasciarla a meno 12 e stiamo parlando della squadra che è terzultima in classifica. Anche se vieni recuperato, poi praticamente è quasi fatta. Sì, il discorso è sempre quello, vai a Francavilla, come diceva fa mister Raciti, è importante non perdere, quindi adesso bisogna, forse questa è la partita più difficile dell'anno, perché vieni da quella prestazione che ti ha permesso di avere la Coppa, meritatissima, perché Catania ha fatto una gran bella partita, è vero, preparata bene e giocata ancora meglio, però adesso Francavilla è un'altra realtà. Quindi è importante quantomeno mantenere il distacco. È chiaro, poi in caso di vittoria del Catania è tutto perfetto, che poi basti forse un solo punto al Catania per... Anche perché poi c'è il Sorrento comunque, che è una squadra che è in una situazione di classifica ancora delicata, ma potrebbe non esserci più, visto il gioco con il Brindisi, per cui ci sono tanti incroci che potrebbero, sotto certi punti di vista, favorire il Catania in questa corsa. Ti posso garantire che questo è un campionato che nessuno regala niente. Ah, ovvio. Nessuno. Abbiamo visto il Brindisi che ha battuto il Virtus Francavilla. Ho visto squadre già retrocesse battere magari chi aveva obiettivi importanti, o squadre che magari non hanno nulla di chiedere al campionato, che hanno disturbato magari squadre che lo volevano vincere. Perciò dico, questo è un campionato che non ti regala nulla a nessuno. Sono 4 partite difficili quelle che ha il Catania, perché va a Francavilla, poi ha il derby, poi va a Sorrento, e l'ultima viene il Benevento. Poi gioca a Potenza, vabbè, sul campo, e poi viene il Benevento che è in lotta. Ancora in lotta per il secondo posto con l'Avellino. Perciò dico, non sono partite facili. Debbono essere bravi a concentrarsi su quello che debbono fare, e secondo me è vero quello che diceva Gianluca, la partita più importante dell'anno è quella di domenica. Allora, perché viene, diceva Gianluca, da una prestazione importante, quella contro il Padova. Allora andiamo a esaminare un po' quello che è successo nella partita contro il Padova a livello tattico, partendo dalla fase di non possesso del Catania e partendo da quello che è andato magari meno bene sotto certi punti di vista. Sì, anche se qua bisogna dare meriti al Padova. Perché? Perché in fase di possesso del Padova, zona pericolosa, il Catania è schierato con la linea dei 5 e ha la linea dei 3 centrocampisti in zona, quindi per eventuali inserimenti ci sono degli errori. Il primo è questo: Bois accorcia giustamente sul suo uomo, ma una giocata codificata del Modena, del Padova, cosa succede? Che credo sia Liguori, esce fuori dall'area lasciando lo spazio alle spalle di Bois per l'inserimento di Valenti, e a quel punto Bois non vede l'uomo, stringe verso il centro e da là poi nasce il gol del Catania. È chiaro, è chiaro che ci sono di distribuzione degli spazi, che non c'è equidistanza tra i giocatori dello stesso reparto. Ci riferiamo chiaramente a Monaco. Ecco, se tu vedi tra il centrale Castellini e i 3 che sono lì diciamo spostati a sinistra, non è una squadra, non è un reparto in equidistanza, e questo ha creato magari forse qualche problema. Poi Castellini resta lì con Bortolussi che lo anticipa nel gol dell'1-0. Cercando di rinviare la palla, l'ha anche scoperta, a parte che non l'ha presa, però dico, lì magari va protetta forse di più la porta. Sembra quell'1-0 che sembrava indirizzare l'incontro in un altro modo rispetto poi a come è andato. Errore sul gol invece del 2-2, Giallo.
parliamo di calcio da palla inattiva, il Catania sappiamo che fa un castello difensivo, quindi marca zona, abbiamo il vertice alto che è Chiricò. Ora, Chiricò non è un marcatore, sicuramente non è nelle sue caratteristiche migliori quelle di marcare, però si è messo là per attutire, per fare d'impatto un inserimento di un giocatore da fuori. Vero è che lo fa in una prima fase e poi lo lascia andare incurante della traiettoria della palla, incurante l'attacco alla palla da parte del giocatore del Padova, e quindi questo porta poi al gol del Padova stesso. Bisogna essere un attimino più organizzati quando si marca su palla inattiva, perché adesso troppi gol arrivano su palla inattiva e quindi poi queste situazioni, come abbiamo sempre detto, le paghi. Quindi è un peccato, perché sei messo là, fai d'impatto, i giocatori, la prima linea, poi la vera prima linea di impatto del Catania, quella diciamo più distante dal portiere, se lo vede arrivare, perché loro stringono, vanno sugli uomini, se lo vedono arrivare, quindi poi la traiettoria è perfetta. Quindi anche se Albertoni subiamo. magari... Sì, però ti guarda, no. se tu torni un attimo indietro e vedi i 4 della prima linea, inizialmente sono messi bene in equidistanza, poi anche qui si è creato un buco centrale dove sono andati ad attaccarlo e infatti hanno preso palla in quel buco che si è creato. Ecco, forse si sono fatti attirare dalla palla, mentre lì devi rimanere in equidistanza e poi attaccare la palla senza attaccare gli spazi davanti. Ecco. Gol del Catania invece, alcuni sono, anzi due, sono stati pressoché simili. Stiamo parlando del gol del 2-1, quello di Cicerelli e poi quello conclusivo. Possiamo andare a vedere, Gianluca, intanto quello del 2-1 che ha rimesso praticamente in equilibrio la partita. Bello perché porti la superiorità numerica in fase di possesso sull'esterno, poi c'è l'inserimento di un giocatore che porta via un uomo, l'uomo che scarica la palla, Cicerelli, scarica palla, Zammarini lo manda dentro con un tocco, è un gol di elevata fattura. Poi questi gol avvengono perché ovviamente hai qualità e hai coraggio, ma il coraggio che Catania non ha avuto in altre situazioni, quindi poi stranamente in questa partita è uscito tutto fuori. Oggi Zeoli ha detto in Coppa Italia abbiamo giocato con la mente più sgombra, più serena, perché d'altronde si vede. Ma per forza, perché sennò questi gol così non li fai, non li puoi fare. Quindi in altre situazioni da là probabilmente Zammarini avrebbe anche calciato in porta, ma sei a 25 metri, no? Invece adesso c'è un dai e vai, lo mandi dentro, lui controlla la palla, la mette a giro, c'è veramente tanta roba. Andiamo all'ultima clip per quanto riguarda il Catania, che è legata invece al gol del 4-2, quello che ha deciso definitivamente l'incontro. Anche in questo caso bella giocata dei rossazzurri. Bella giocata dei rossazzurri, quasi simile, ma con giocatori diversi, e quindi è un concetto che hanno un po' tutti, in quella partita hanno avuto un po' tutti, perché poi anche questa è una palla con i giri giusti mandata dentro, l'inserimento con i tempi giusti, l'uomo che prende palla riesce poi a metterla dentro per l'attacco forte, quindi gli ruba lo spazio dell'attaccante. Guarda il movimento che fa Costantino, davvero attaccante, attaccante, perché esatto. è fuori dallo specchio della porta inizialmente, recupera la posizione verso il centro della porta e poi attacca anticipando l'avversario. Questo è un uomo d'aria di rigore, questo è un uomo che fa la differenza giocando nei 16 metri lì davanti, così come Di Carmine e così come Cianci. Perciò poi alla fine, se il Catania decide di giocare con due attaccanti, potrebbe essere secondo me anche la soluzione migliore. E chissà che non sia l'ora di Costantino magari di partire dall'inizio, anche perché Cianci non sta benissimo, ne parleremo dopo il pestone di Dellicarri che ha portato all'espulsione e al cambio totale della partita. Andiamo agli avversari, prima però voglio andare da Naomi per sentire se ci sono altri messaggi dai nostri telespettatori. A te. Ci sono e c'è un messaggio in particolar modo che è riferito alle dichiarazioni di Costantino post partita. Sì. Scrivono: che finicchio Costantino, si vede che ci tiene. Certo, se in campionato un gol per sbaglio, se gli capita, su ci passa a testa o Signassi, non sarebbe male, va, come dargli torto. Ancora, spero che il Catania possa continuare a vincere disputando una buona gara contro la Virtus Francavilla. Chiedo scusa a Celli, Costantino e Marsura, potrei aver detto e pensato di voi delle cose senza scendere nel dettaglio, perdonatemi, il mio cuore è vostro e io credo che loro magnanimi ti abbiano perdonato. C'è chi scrive: sto ancora urlando per il gol di Costantino, è normale? Allora sì, io per il sì e per sì. il no un controllino, un controllo me lo farei fare così da uno specialista. Buonasera a tutto lo studio, vorrei avere un parere dagli esperti, non sarebbe più opportuno nell'area marcare a uomo e non a zona? Grazie Giuseppe, e vi lascio col quesito di Giuseppe. Ecco, non sarebbe più opportuno, tanto lo chiediamo a Ezio, poi lo chiedo anche a Gianluca.
Ma purtroppo degli allenatori hanno un, Già hai fatto i parti con purtroppo. un pensiero. No, dico, purtroppo non c'è una linea Non logica. depone. Dico, non c'è una linea logica, perché alcuni allenatori hanno l'idea, hanno il pensiero, hanno costruito la loro fase difensiva su palle inattive con il Castello, altri lo fanno a uomo, ma poi non è mai a uomo perché è un misto, che quando vai a marcare a uomo di solito si fa, metti 3 uomini a zona e gli altri a marcare. Una zona mista, diciamo. Sì, io per esempio preferisco fare così, fare 3 uomini a zona e gli altri cercando di ostacolare con i migliori marcatori che hai, i migliori attaccanti. Vantaggi del Castello e svantaggi? Quando parli di Castello difensivo bisogna essere organizzati e a livello proprio millimetrico. Hai il concetto della palla, la vai ad attaccare in avanti, hai questo cono immaginario davanti a te e vai ad attaccare la palla, quindi non vai mai indietro, la palla che ti supera l'attacca il compagno. Il discorso è, a me a volte viene da ridere quando si dice marco a zona su palla inattiva, ma quando in fase dinamica in area bisogna marcare. Sì. Cioè che, allora, se il concetto che in area bisogna marcare, io sulle palle inattive vado a uomo tutta la vita e mi lego alle vecchie marcature, schiaffi, pugni e morsi sulle cinture, cinture, perché credo che poi alla fine basta poco per contrastarlo, perché poi vanno ad attaccare la palla gli attaccanti, se sei di impatto giusto riesci a scordinarlo ovviamente senza fare fallo e ne puoi trarre vantaggio, però è chiaro che... Senti, parliamo un po' di questo Francavilla, andiamo a vedere le immagini della partita con il Brindisi, che ha segnato una sconfitta per la Virtus Francavilla. Che cosa aspettarci? Tu che hai visto anche tutte, insomma, le ultime partite del Francavilla, ci spieghi un po' che cosa può attendersi il Catania? Sì, una squadra molto aggressiva, corta, specialmente in casa e pericolosa. Giocheranno una difesa a 3, si faranno spessissimo aiutare dai quinti. Ci sono 2 situazioni in fase di possesso interessanti che poi vedremo in analisi. Su palla lunga gli attaccanti stanno distanti, quindi uno cerca di ricevere palla e l'altro gli fa un movimento lontano dalla difesa avversaria, quindi bisogna fare attenzione perché poi parliamo di Polidori, parliamo di artisti, di attaccanti pericolosi. Su palla corta, quindi per intenderci, quando la mezzala ti punta la difesa avversaria e viene palla al piede, loro 2 stanno vicini perché riescono ad assorbire comunque tutto il reparto difensivo avversario per poi entrare sugli esterni. Quindi questa è una loro prerogativa in questa fase di campionato e effettivamente gli ha portato tanti gol e tanti punti. Diciamo che la fase di non possesso anche là lascia un po' a desiderare, bisogna avere una verticalizzazione veloce perché i loro difensori sono molto attratti dalla palla. E un dato importante è questo. Parliamo di mismatch molte volte, quindi io ti posso dire che Monteagudo, che conosciamo, è un ex giocatore del Catania, è il giocatore della Vispesa, ok. Della Virtus. Lapsus della Virtus. Lei è chiamato il Modena Padova, ci siamo, siamo in forma, siamo ancora ubriachi della Coppa, no? No, è il giocatore che ha il numero più alto di palloni persi. Parliamo di un centrale difensivo, ma è lo stesso giocatore che tocca più palloni della squadra Francavilla. Quindi cosa vuol dire? Che se io dovessi preparare un mismatch su questo giocatore, chiaramente sulla prima fase di scarico so che la danno a lui, quindi probabilmente da un gioco dal basso lo vado ad attaccare, quindi riesco a fargli comunque, cercare di fargli la solita gabbia attorno, perché è uno che perde troppi palloni. Vi faccio vedere. Di solito cercano queste verticalizzazioni quando ha palla lui, palla lunga, e vanno ad attaccare alla seconda palla e la fanno anche abbastanza bene. Vi faccio vedere le statistiche a confronto delle due squadre per fare un po' l'analisi di quello che abbiamo trovato, insomma, di differenza fra le due. Le vediamo ad esempio con gli expected goal, che sono, diciamo, anche in questo caso ce ne sarebbero di più, sia per il Catania che per la Virtus, e poi ne sono arrivati invece di meno, Gianluca. E poi i gol subiti come la peggior difesa, e poi andiamo a scendere. Sì, io questi dati li ho messi perché per quanto riguarda tutti gli XG o i gol attesi, subiti o da fare, si equivalgono al Catania, quindi l'ho voluto fare perché sul Catania ovviamente la nostra squadra siamo esperti, la analizziamo e la guardiamo tutte le settimane, quindi sappiamo che per quanto riguarda i gol attesi dobbiamo aspettarci una squadra così come il Catania, ok, per avere un metro di misura. La cosa importante è che il Francavilla
è 50° su 60 per quanto riguarda i tiri in porta, ma è 4° per quanto riguarda la precisione dei tiri in porta. Quindi Per cui questa tira, squadra tira poco ma tira bene. tira poco Questo ma è prende la questo. porta, bisogna Esatto. stare attenti. Quindi che vuol dire? Vuol dire che in fase di possesso loro, nelle zone di pericolo, bisogna aumentare la pressione, sporcargli comunque il tiro in porta. Questo è un dato importante che sicuramente viene analizzato, cioè voi allenatori ci fate attenzione a dati come Ma questo sono- che possono cambiare l'impostazione della Ma partita. è il lavoro di uomini come Gianluca Sì. che dà la possibilità ad un allenatore di studiare la partita, Di studiare la partita. perché poi i dati non mentono, sono quelli e nessuno li può cambiare. I numeri non cambiano. I numeri non I numeri- cambiano e, se i ti numeri danno, sono quelli. e i numeri ti danno delle dritte incredibili. Ma ci imposti poi, scusa, ti ho interrotto? No. Dico, poi ci imposti la settimana lavorativa, no? Quando Certo. presenti un dossier al mister il martedì, per non dire il lunedì, sa già come impostare tutta la settimana lavorativa, Il con il partite a lavoro. tema e altro. Quindi, Andiamo a vedere delle grafiche in rapida successione dedicate alle ultime partite della Virtus Francavilla, i risultati che ha fatto per capire anche il momento di forma. P30 sono i punti ovviamente, mentre poi sono le partite giocate che sono 34, 7, 9, 18, vinte nulle perse. Guardate gli ultimi risultati, vi segnalo quello che ha detto anche Zeoli in conferenza stampa: la Virtus Francavilla in casa nelle ultime 6 partite ha subito 0 gol e ha fatto 3 vittorie e 3 pareggi, per cui questo dà il senso di una situazione di 30 punti in cui tantissimi sono stati conquistati nel piccolo campo di Ma è Francavilla così Fontana. storicamente, anche negli anni precedenti il Francavilla ha sempre fatto bene in casa. Sempre fatto bene in casa, qualche volta benissimo, andando addirittura oltre le zone dove Certo. adesso si Ma trova. è il primo anno che si trova così a In basso, lottare. Sì, così sì. in basso, vuol dire che qualcosa in casa ha subito comunque, non nelle ultime 6 partite, ma chissà mai che possa succedere anche col Catania. Andiamo a vedere invece allenatore e giocatore più rappresentativo, l'allenatore che aveva cominciato con la squadra della Virtus, poi c'è stato la parentesi Occhiuzzi e poi è ritornato Alberto Villa, 5 vittorie, 5 pareggi, 12 sconfitte in 22 partite in panchina. E poi il giocatore più rappresentativo ovviamente è Gabriele Artistico, l'abbiamo detto, praticamente sempre presente, ha saltato una partita per squalifica, anche questo è un dato significativo per un giocatore, ne salta veramente poche, 33 volte in campo su 34, 11 gol, 2 assist, in rete anche nell'1-1 dell'andata, ha segnato negli ultimi 3 successi dei pugliesi ottenuti con Foggia, Latina e Monterosi. Quando segna lui, insomma, poi la Virtus vince, quello è stato il cammino almeno negli ultimi mesi. Angolo tattico, proprio sugli attaccanti, partiamo Gianluca con il movimento degli attaccanti della squadra biancazzurra. sì, fase di possesso, l'abbiamo detto poco fa, eccoli qua schierati, il reparto dei quinti di centrocampo, i 5 di centrocampo. Cosa succede? La loro mezzala, il loro centrocampista porta palla, gli attaccanti si aprono benissimo, attirano, magari se abbiamo possibilità di rivederlo, attirano nella prima fase, essendo vicini, tutti e 3 uomini alla difesa avversaria, Eccoli qua. ok? Perché cercano di andare in supernumerica, per poi liberare sugli esterni chiaramente i quinti. Quindi questa è una situazione, specialmente il Catania nelle ultime giornate ha giocato, probabile che il Catania possa giocare a 5, quindi bisogna stare attenti perché su una situazione del genere si può verificare. Mister, che Sì, dici di questa situazione? Loro, ripeto, prediligono l'attacco laterale con Biondi a destra che arriva spesso sul fondo, ha una buona frequenza di passo, una buona tecnica individuale, lo conosciamo. Conosciamo. E poi attaccano la porta con Artistico e Polidori, che sono 2 ottimi giocatori, uno un po' più statico, Polidori ci gira un po' attorno, però si completano. Devo dire che come potenziale offensivo è notevole, ecco. Altra situazione, per esempio, su questa azione possiamo vedere sulla conduzione palla centrale, se tu fai caso i quinti hanno quasi i piedi sulla linea di fallo laterale, quindi Sì. questo gli serve a loro per allargare le difese avversarie e andare a sfruttare proprio questa situazione codificata dei 2 giocatori attaccanti vicini per poi aprirsi o su un esterno o uno dei 2 che fa il movimento ad uscire. E l'inserimento del centrocampista che, se tu vedi, centrale, tra i 2 sta attaccanti, arrivando. tra i È 2 chiaro. attaccanti si inserisce. Sì. Gioco di reparto ancora, Gianluca, nella seconda clip sulla Virtus Francavilla, anche in questo caso ne abbiamo 4, per cui altre 3 da vedere. In questo caso appunto il gioco
del reparto. Questo è l'attacco diretto, quindi quando loro hanno la possibilità di mettere palla lunga, cosa succede? Uno degli attaccanti va alla riconquista della palla, come la seconda palla, come diceva poco fa mister Aciti, l'altro attaccante tende a smarcarsi. Come si smarca? Si smarca con un inserimento ritardato, quindi vedi là, è Sornione, sta lontano dalla difesa avversaria per poi farsi dare palla. Perché? Perché lo cerca. Poteva già calciare, ma anche questa è un'azione loro codificata, quindi vanno alla ricerca della seconda palla e l'altro uomo si inserisce dopo. Le prossime clip invece riguardano la fase di non possesso e soprattutto il momento particolare in cui la palla va verso l'esterno e magari al centro si perdono un pochettino le posizioni. Sì, è un po' del discorso, il DNA delle squadre che sono in difficoltà, no? Quindi attirati, si fanno attirare la palla. In questo caso la classica palla messa fra il braccetto di un lato e il quinto di riferimento alle spalle li mette in difficoltà, perché poi questa palla va dentro e loro vengono comunque, tutto il reparto si deve riassettare e andare a prendere i riferimenti. Non li trovano quasi mai e in questo caso subiscono, quindi anche l'uomo tra le linee, fra i due reparti di difesa e centrocampo avversario può essere profittevole per l'attacco. Sì, fanno fatica a correre verso la propria porta, soprattutto se hanno palloni alle spalle, vanno in grande difficoltà. E i due quinti poche volte sono allineati ai tre difensori centrali, creano una difesa frastagliata dove è facile entrare tra le maglie. Difesa frastagliata mi piace, è una buona, un po' tipo le coste, no? Le coste frastagliate. Andiamo a vedere È stato un modo elegante per dire sono disorganizzati. Esattamente. Ma volevo dire, diciamo, in modo geografico, diciamo. Andiamo a sentire invece l'ultima clip che riguarda la Virtus Francavilla, con questo discorso ancora della linea che perde un po' i riferimenti, no? Sì, è sempre quello il tema. Loro perdono i riferimenti, l'abbiamo già detto, quindi la palla nello spazio, come si ci arriva su una verticalizzazione veloce. Bisogna verticalizzare, eccola qua, bisogna verticalizzare veloce, vedi qua, questa è fra l'altro una palla abbastanza lenta, loro riescono a portarla a condurla dentro area, sono comunque schierati bene ma distante dai riferimenti degli uomini, infatti subiscono gol con un 7 contro 3 dentro area di rigore, cioè inconcepibile. Poi sono 8 perché c'è anche il portiere, però mi riferisco agli uomini di movimento, cioè una palla lenta, letta così da leggere facilmente, non puoi prendere gol a difesa schierata con 7 uomini troppo contro piatta 3. L'Ivera. Troppo schiacciata verso il portiere. Sì. Va bene, ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo, parleremo della partita del Messina, impegnata contro un'altra squadra che lotta per evitare la retrocessione, cioè il Monterosi, e poi ci concentreremo anche nella quarta parte sulla Serie D, fra poco. Magari. Di nuovo in studio per parlare, l'abbiamo detto, del Messina. Ne parliamo come sempre con Francesco Triolo, collegato con noi. Ciao Ciccio, buona serata. Buonasera a tutti, buonasera al mister. Ciao. Hai cambiato sfondo questa volta, ti vedo. Sì, ma io cambio uno sfondo casalingo, sfondo, diciamo. Mister sono in libera uscita per adesso. Senti, è in libera uscita anche il Messina, che nell'ultimo periodo non sta andando così bene come ci aveva abituato negli ultimi 3 mesi di campionato, oppure? Ma il Messina più che in libera uscita è al bivio, nel senso che è la partita decisiva per la salvezza. Su questo ormai qui sono tutti d'accordo, perché 41 punti con la Turris, con il Catania che prestano da dietro, e con il calendario che ha il Messina, vincere contro il Monterosi significa mettere in ghiaccio la salvezza. In caso contrario significa rimettere tutto in discussione. Basta andare, come ti dicevo, a guardare il calendario del Messina: trasferta a Catania, in casa poi col Potenza, ultima si chiude in casa del Monopoli, cioè affronta 2 squadre, Catania e Monopoli, che hanno necessità di punti, il Potenza che vuole centrare, vuole tentare la zona playoff, quindi la partita col Monterosi diventa una partita chiave, soprattutto perché in caso di vittoria del Messina si verrebbe a creare quel distacco con il penultimo posto, che significherebbe sostanzialmente salvezza matematica, quindi per questo è importante la gara
con il Monterosi, sta filtrando molto poco dalle scelte di Modica, perché considera che ci sono Emaus e Polito squalificati, Lia non sta benissimo, Ortisi ha ripreso ad allenarsi con la squadra, ma la partita per esempio ha svolto soltanto una parte, quindi è anche difficile cercare di decifrare che tipo di formazione il Messina possa mettere in campo contro il Monterosi. Monterosi è veramente all'ultima spiaggia, se non vince a Messina è sostanzialmente retrocesso, ma il rischio è che retroceda direttamente, perché la Turris, che è quintultima rispetto al Monterosi, ha quei famosi 8 punti di vantaggio che farebbe scattare la seconda retrocessione diretta senza che si disputi la partita di play-out. Ciccio, prima di lasciarti nuovamente la tua libera uscita, diamo l'idea di quella che può essere. Hai detto non filtra tantissimo, però noi come al solito ci proviamo e vi diamo l'idea, anzi tu ci dai l'idea su quello che potrebbe essere lo schieramento del Messina. Marco, io purtroppo ti ho sentito a scatti. Vai con la formazione. Esatto, come dicevo è difficile interpretare un po' quello che è stata la settimana lavorativa del Messina, perché ci sono diverse opzioni. Questa è una di quelle che dovrebbe essere tra le favorite, diciamo così, con Ragusa in panchina e con Rosafio e Zunno che a supporto di Plescia. A centrocampo invece dovrebbe cominciare la panchina Firenze e dovrebbe giocare Frisenna con Franco e Giunta. In difesa i dubbi maggiori, Dumbravano Manetta sembra la coppia centrale favorita, Salvo a destra, soprattutto perché non sta bene, come dicevo, Lia, e poi si cerca di recuperare sino all'ultimo Ortisi. Francesco, grazie, una buona serata di nuovo anche a te, ci ritroviamo ovviamente grazie a voi, grazie TG. a voi, un abbraccio a mister Racini. Grazie Francesco, t'abbraccio. Grazie a Ciccio Triolo. Noi torniamo a parlare della partita invece del Catania, perché vi dobbiamo quelle che potrebbero essere le probabili formazioni. Per noi chiaramente più complicato visto che si gioca la domenica, visto che il Catania ha giocato martedì. Andiamo subito con la Virtus Francavilla, partita che i biancazzurri di Villa dovrebbero impostare con il consueto 5-3-2, 3-5-2, dicevamo di Biondi là, ci potrebbe essere il ritorno di Laribi probabilmente dalla squalifica, ci potrebbe essere anche quello di Ingrosso dall'infortunio, poi Polidori artistico lì davanti a completare il reparto d'attacco. Per quanto riguarda il Catania, ovviamente vi diciamo che Zeoli chiaramente penserà alla formazione fra domani e domenica, tanto dipende ovviamente dalle condizioni. Per esempio in attacco vi dico, Cianci chiaramente ha avuto il pestone, può essere che giochi Costantino al posto suo con Di Carmi, e Welbeck rientra, se gioca lui a centrocampo Quaini potrebbe essere spostato dietro, anche perché Monaco anche lui non è uscito al meglio dalla partita contro la squadra del Padova. Sull'esterno Rapisarda e Bois è il ballottaggio, dall'altra parte non c'è Cicerelli, ricordiamo che è squalificato, non c'è Furlan in porta, per cui c'è Albertoni, di là o gioca Celli esterno sinistro come quinto, o gioca Marsura, non c'è molta alternativa. Potrebbe giocare Rapisarda a sinistra con Bois a destra. Questa è l'alternativa. Ha sempre giocato su entrambe le fasce. Inizialmente giocava solo a sinistra, è vero. Da qualche anno adesso sta giocando anche a destra, e questa potrebbe essere ad esempio una soluzione una buona interessante, soluzione. Ma anche su Bois vanno valutate anche in questo caso le condizioni del ragazzo. Io ho dimenticato poco fa di farvi vedere invece, poi facciamo così, andiamo agli arbitri della partita e poi vi faccio vedere invece la top 11 per verificare appunto quelli che sono quello che è il direttore di gara della sfida del campo di Francavilla, Matteo Centi di Terni, con Croce, Minocera Inferiore, Conti di Seregno gli assistenti. Chiudo con la top 11, grazie alla regia che mi ha seguito, l'errore è stato mio che avevo dimenticato nella scaletta la clamorosa top 11 che va a inquadrare adesso la nostra regia, va a mettere a tutto schermo. Anche in questo caso è una top 11 relativa alle avversarie del Catania nelle ultime partite. Ce ne sono tanti del Benevento, d'altro canto il Benevento
è lotta per il secondo posto in classifica. Ce ne sono tanti del Sorrento e c'è la coppia d'attacco riguardo queste ultime 4 squadre che deve affrontare il Catania, caro mister Raciti, formata ancora da Artistico e Polidori. Questo dà l'idea di quello che sono. Ricordiamo, Gianluca, lo vuoi dire tu? No, dillo tu. Che la nostra top 11 è realizzata grazie a delle statistiche, dei dati che si incrociano. Non è una decisione nostra, ma solo a quel punto poi con i numeri, bravo. I famosi numeri. Va bene, Ezio, io ti saluto perché fra poco ci occupiamo della Serie D, andiamo a parlare di un grande match che è quello fra Trapani e Siracusa, che può decidere anche la promozione in Serie C. Io aspetto un messaggio prima di lasciarti, c'è un messaggio per te, c'è tanti messaggi per te che ci legge Naomi. Saluti il grande Ezio Raciti, non capisco perché non ha mai allenato il Catania. E poi un altro, può essere che per questo cambiamento sia il nuovo preparatore atletico? Salvo da Catania, saluto Ezio Raciti sperando che un giorno lo vedremo allenatore del Catania perché è molto bravo. Buona serata. Grazie. Tantissimi complimenti, va. Te li meriti. Vi ringrazio. Te li meriti perché l'hai dimostrato anche sul campo. Noi ti possiamo solo dire che finché non arriva la panchina che meriti, noi siamo qui quando vuoi. Grazie per l'invito. Quando vuoi, ovviamente sei il nostro gradito ospite. Grazie Ezio Raciti. Noi restiamo invece sempre con Gianluca Russo e con Naomi, vi aspettiamo fra poco per parlare di Serie D. Ben ritrovati, ultima parte della nostra preview, parliamo di Serie D perché domenica c'è un big match tutto siciliano fra due squadre, fra due società che hanno fatto comunque la storia del calcio siciliano e non solo, vale a dire Trapani e Siracusa, con il Trapani che ha la possibilità, sono prima contro seconda, con il Trapani che ha la possibilità, vincendo la gara, di approdare in Serie C. Ne parliamo con chi di meglio non si può per parlare di queste rispettive squadre, vale a dire con i due presidenti. Intanto saluto Valerio Antonini, presidente del Trapani. Buonasera. Buonasera presidente. E poi, buonasera a tutti. E poi saluto anche il presidente del Siracusa, Alessandro Ricci. Presidente, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Valerio. Ciao Alessandro. Bella la location. Sta pensando al vino da offrire eventualmente, Presidente? Allora, guardi, le dico una cosa. Sono stato invitato a cena fuori e quindi sono nell'enoteca di questo ristorante che francamente è molto interessante. Allora, io volevo farvi vedere la classifica che incorona il grande cammino di queste due squadre, ovviamente del Trapani in primis, che ha 79 punti, contro i 69 del Siracusa. Non la leggiamo tutta la classifica, ma vi facciamo capire quello che è stato il cammino di queste due squadre, e anche Gianluca Russo, che è sempre con me in trasmissione, teneva insomma a dire qualcosa su questa classifica che mi sembra veramente entusiasmante per entrambi. Sì, è stato un bel campionato, complimenti ad entrambe le squadre. Il problema del Siracusa è che quest'anno c'è il Trapani, imbattibile, costruito bene. Mi ha colpito la forza del presidente nell'allestire una rosa del genere con i suoi collaboratori e poi affidare la squadra a mister Torrisi, un allenatore emergente, bravo, lui e tutto il suo staff, perché poi al di là dei giocatori forti, se non riesce a gestire bene lo spogliatoio è un problema. Loro ci sono riusciti, ci stanno riuscendo, quindi vittoria meritatissima del Trapani, bravi tutti. Allora, Presidente Antonini, vengo subito da lei perché padrone di casa, la partita di domenica alle 20:30 c'è il sold out al provinciale, possiamo dirlo, ovviamente è una partita attesissima, il Trapani imbattuto, ci sarà una diretta anche con colleghi di un certo livello anche a livello nazionale, sold out, l'andata finì 0-0, domenica vi giocate la promozione nella partita più attesa del campionato. Beh, è una partita molto sentita, tanto buonasera a tutti. E che tutta la città sta aspettando, c'è un'attesa spasmodica, direi. Abbiamo oggi completato la vendita di tutti i tagliandi disponibili in tutti i settori, saremo quasi 8.000 persone con un incasso che sfiorerà i 100.000 euro, che per una partita di Serie D credo che dà un po' il termometro
della grande passione trapanese che è stata, devo dire, frequente e costante tutto l'anno e che ritengo veramente che abbia dato una grande spinta ai ragazzi per fare questo campionato strepitoso che è stato fatto. Senza questa costanza anche di risultati sarebbe stato per noi impossibile vincere, perché dobbiamo fare i complimenti ad Alessandro e a Siracusa perché sono stati un avversario importante. Tenete presente che il Trapani credo che in questo momento abbiamo superato un anno di imbattibilità, Esatto. abbiamo fatto solamente 4 pareggi durante tutta la stagione, il resto sono state tutte vittorie nette e abbondanti, e nonostante tutto ancora non siamo matematicamente promossi, quindi questo dà l'idea anche della difficoltà di questo girone, tenendo presente che il Siracusa oggi con 69 punti è la squadra di quelle diciamo delle seconde classificate nettamente con più punti, e la Vibonese con 62 punti, anche lei è una delle squadre con più punti di tutta la Serie D, e quindi questo dà secondo me la misura di un girone effettivamente molto difficile, dove solamente grazie a una squadra che ha tenuto un ritmo incredibile siamo riusciti ad arrivare a 4 giornate dalla fine con la possibilità di laurearci campione. Vado proprio dal presidente del Siracusa, visto che l'ha citato. Presidente, chiaramente il Trapani ha condotto questo campionato in un modo che ha reso difficile ovviamente la vostra rincorsa, ma chiaramente ciò non toglie che voi abbiate fatto un campionato strepitoso, come diceva anche il presidente del Trapani, e che magari ambite alla possibilità di essere ripescati in Serie C per il prossimo anno. Innanzitutto, come ho detto nelle ultime settimane, quest'anno il Trapani ha allestito una rosa, ma anche un'organizzazione impeccabile, e quindi poi alla lunga tutto questo porta i risultati, infatti sono primi. Per quanto riguarda il Siracusa, quest'anno noi abbiamo trovato il Trapani davanti, ma siamo soddisfatti perché alla fine noi abbiamo fatto quella rimonta incredibile nel campionato di eccellenza, che eravamo sotto di 11 punti, poi siamo andati a Barcellona +1, abbiamo perso, abbiamo vinto i playoff. Diciamo, è un progetto che è stato costruito diciamo, sul biennio. Quest'anno, quando Valerio mi chiamò a metà febbraio per insomma, sondare la possibilità di giocare a Serie, ho detto: guarda Valerio, secondo me sì, perché da uomini di sport e di calcio una partita di questo rilievo, di questo spessore, giocarla di sera davanti a uno stadio pieno, comunque qualunque sia il risultato, credo che sia un bene per lo sport. Infatti abbiamo trovato un accordo immediato. Domani ci aspettiamo una partita importante, perché se loro Presidente, abbiamo qualche difficoltà con il collegamento proprio del Presidente Ricci, vediamo se può sistemarsi in un punto dove magari sia più facile che prenda il wifi. Scendo e vado sotto. Benissimo, allora nel frattempo ritorniamo dal Presidente invece del Trapani. Presidente, c'è anche la Coppa Italia che vi dovete giocare in questa stagione strepitosa, c'è anche un altro importante avvenimento che non è solo quello di domenica con il Siracusa e della promozione che arriverà o domenica o nelle giornate successive. La sento un po' lontana, sento un po' lontana, se può alzare un po' il volume del suo microfono, perché la sento lontanissima. Certamente, lo proveranno dalla regia a farlo. Le dicevo, c'è anche la Coppa Italia che va a completare questa stagione eccezionale, no? La finale di Coppa Italia. Credo che sono stato sempre su questo molto chiaro. Io voglio vincere tutto, la Coppa Italia, voglio vincere il campionato e voglio vincere la Pool Scudetto, ma perché bisogna abituarci un po' tutti all'idea che si possa vincere, che si debba vincere tutto il possibile. La squadra è stata allestita per vincere tutto. Noi abbiamo 32 giocatori, e molti dei quali saranno confermati il prossimo anno in Serie C. Questo per darvi l'idea che nonostante tutto abbiamo una squadra che oggi secondo me ben figurerebbe anche in Serie C. E quindi l'anno prossimo l'obiettivo dichiarato sarà la promozione diretta in Serie B, e allestiremo una squadra con 23-24 giocatori di primo livello per tentare di fare subito il doppio salto. Insomma, sono propositi interessanti e importanti. Ha parlato del prossimo anno, sarà una Serie C o potrebbe essere una Serie C con tante squadre siciliane, perché ci sarà il Trapani,
ci sarà il Messina probabilmente. Bisognerà capire cosa succederà al Catania in questa fase finale di stagione, potrebbe esserci anche il Siracusa, insomma una Serie C meridionale ma anche siciliana in tutti i sensi, potrebbe aprire allo spettacolo dell'anno prossimo. Su questo io credo che sia arrivato il momento di fare anche delle valutazioni un po' diverse, ossia il girone C della Serie C credo che sia un po' diciamo una situazione per quello che riguarda Trapani deficitaria dal punto di vista dei collegamenti, dei costi di gestione che sono nettamente più alti di qualsiasi altra società. Quindi abbiamo fatto già una valutazione con la federazione, perché noi crediamo che, come è successo già nel 2012 quando il Trapani fu iscritto nel girone A della Serie C, noi crediamo che l'opportunità e la valenza di un aeroporto come quello di Trapani, ma anche come quello di Palermo, che hanno difficoltà a raggiungere molte delle città del meridione, credo che meritano un'attenzione particolare, e quindi io non le nascondo che io ritengo ingiusto che le squadre siciliane siano costrette ad avere dei costi di trasferimento, dei costi di relazione rispetto alle squadre dello stesso girone, e soprattutto le squadre del girone A, che con pochi costi e con poco fanno tutto il distanza le campionato, città l'una dall'altra, raggiungibili facilmente anche via treno e via macchina. Credo che questo rappresenti una diseguaglianza dal punto di vista dei costi di gestione che non è più sostenibile. Quindi credo che sia necessario che la federazione e la Lega di Serie C pensino a una revisione di quella che è l'attuale struttura del girone C della Serie C, per riequilibrare gli assetti e rendere tutti e tre i gironi competitivi e tutti e tre i gironi con costi di gestione più o meno uguali. E questo penso che è una cosa che mi stupisce che nessuna squadra prima di me del girone C di Serie C abbia mai preso in considerazione. Tenete presente che io, per esempio, per arrivare in tutta la Puglia, in molte delle zone della Campania, della Calabria, eccetera, eccetera, c'è una difficoltà oggettiva enorme, con orari di trasferimento che superano in alcuni casi anche le 8-10 ore. E questo secondo me inficia enormemente, non solo dal punto di vista dei costi, ma anche dal punto di vista della stanchezza, in una stagione lunga come quella di Serie C, che includerebbe anche i playoff. Io ritengo che siano valutazioni importanti che dobbiamo porre sul tavolo della federazione per arrivare ad avere una situazione equa per tutti. Volevo capire se avevamo ancora il presidente del Siracusa collegato con noi, perché volevo capire se anche lui era dello stesso avviso, situazione cioè legata al contenimento dei costi eventuali della Serie C, perché chiaramente rispetto agli altri gironi le squadre meridionali devono affrontare trasferte e costi completamente diversi. Allora, guardi, le ricordo una cosa. Ora credo che fosse l'anno del Siracusa del presidente Cutrufo della C1, quando il Siracusa venne iscritto nel girone A, il girone del Nord, perché era molto più semplice per il Siracusa Calcio prendere l'aereo tutte le domeniche e andare a giocare ad Alessandria, a Ferrara, piuttosto che a Carrara, piuttosto che andare a fare il girone Sud, perché, come diceva prima giustamente Valerio, cioè da Trapani arrivare ad Altamura, che il prossimo anno si promuove, oppure arrivare in Puglia, sono 11, 12, 13 ore di viaggio. Cioè, esatto. Tu devi considerare che una settimana calcistica tu ti perdi 2 giorni per il viaggio, quindi è anche difficile riuscire poi a organizzarla. Secondo me una giusta riflessione su una riorganizzazione più omogenea e più fattibile dei gironi dovrebbe essere presa in considerazione. Senta Presidente, io so che ovviamente è stata anche una settimana particolare per voi, perché è vero vi avvicinate a questo big match della Serie D, ma nel frattempo avete festeggiato i 100 anni di vita di questa società così importante che è il Siracusa. Volevo chiederle un commento sulla festa che c'è stata, ma soprattutto su questo traguardo così importante. Io la ringrazio che ha ricordato questa cosa, che per noi è un appuntamento di grande orgoglio. È un onore poter essere presidente del centenario, perché comunque sia quello che faremo in questa stagione sportiva e nella prossima, che a cavallo che sono le 2 stagioni a cavallo del centenario,
rimarrà per sempre nella storia di questo club. Ci sono un sacco di eventi che abbiamo organizzato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Il Club dei 100, ovvero il 29 aprile presenteremo il Club dei 100, ovvero le 100 personalità che hanno offrito di più nella storia del Siracusa. Poi ci sarà la Fondazione Siracusa Calcio, ci sarà un sacco di eventi collaterali, il museo che apriremo da maggio a settembre qua a Siracusa, il Museo del Calcio, ovviamente incentrato su Siracusa ma anche con cimeli nazionali e internazionali. Però dico, noi il compito che ci siamo assegnati come dirigenti sportivi è quello di onorare al massimo questa celebrazione del centenario. La città si respira euforia. Lunedì i tifosi sono venuti allo stadio, hanno fatto abbiamo festeggiato insieme a loro con fuochi d'artificio e il taglio della torta. È un momento di serenità, a dispetto delle idee che possa esserci quando si arriva a un cambio di allenatore. È stata una settimana molto serena, di distensione, di concentrazione, di lavoro per prepararci al Trapani, ma soprattutto anche le altre 4 partite che mancano da qua fine del campionato. Siamo in chiusura, volevo salutare il presidente Valerio Antonini, dovrebbe essere ancora con noi. Buonasera Presidente, una buona serata. Vuol dire qualcosa all'avversario di domenica? No, lui è un amico che stimo e lo aspetto a Trapani, e qualunque sia il risultato della partita credo che tutti e due siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto durante l'anno. Abbiamo dato lustro a un girone di Serie D che solitamente è stato sempre dominato da almeno una squadra e non c'è stata mai questa competizione a questi livelli, e credo che l'importanza che questa partita sta assumendo a livello nazionale sia merito di tutti e due, perché se il Siracusa non avesse fatto il campionato che ha fatto oggi parleremmo di una settimana normale, e invece così non è. Quindi gli faccio solo i complimenti e lo aspetto qui a Trapani, e a fine partita qualunque sia il risultato gli stringerò la mano, ovviamente. Arriverà con qualche bottiglia probabilmente il presidente Ricci, scherzo. Le prendo sopra. No, guarda, vi svelo un gossip. Giovedì scorso, dopo la fine del turno infrasettimanale per di Pasqua, la prima telefonata post partita è stata quella di Valerio, dove ci siamo, gli ho detto: Valerio, l'hai fatta apposta per andare a vice campionato con Siracusa. E quindi no, ma c'è un rapporto di serenità, di tranquillità, di amicizia. Il calcio sono i 90 minuti che si giocano dentro il terreno di gioco, poi tutto il resto deve essere un piacere e affrontare la vita con sorriso. E allora grazie ai due presidenti di Trapani e Siracusa, buona partita per domenica, una buona serata, a voi, grazie per essere stati con noi, siamo praticamente in chiusura. Io saluto anche la nostra Naomi. Ciao saluto Naomi, te, buona Marco. serata. Ci vediamo domenica finalmente, non ci vediamo di domenica da un po' di settimane, torniamo a vederci di domenica. Di domenica, di sabato niente? No, se permetti, non resti qui anche il sabato. Mezzogiorno libero, se posso, poi fai tu. Inventiamoci un altro programma così sul momento. Ok. Gianluca, noi ci rivediamo invece venerdì prossimo con Preview. Ciao Gianluca, buona serata. Ciao, buonasera a tutti e grazie. E buona serata a tutti voi. Ovviamente io vi ricordo, come ci ricordava anche Naomi, la partita domenica fra Virtus Francavilla e Catania. Ci saranno i collegamenti dallo stadio con l'amico Angelo Patanè, con Angelo Pandolfo, e poi corner ovviamente lunedì, e poi noi torneremo, come detto, venerdì prossimo. Ciao, buona serata.